Assessore Sauri, la prima festa tradizionale del vino del Friuli Venezia Giulia, un momento per fare una fotografia della realtà vitivinicola regionale. Sì, è ovviamente una festa tradizionale che dura da 68 anni, quindi è un orgoglio, credo, per Bertiolo ma per l'intera regione, ed è ovviamente proprio per la data in cui si colloca un'occasione straordinaria per fare un'analisi e una prima disamina dell'annata vinicola della nostra regione. Un'annata vinicola importante, tutti sappiamo che c'è una richiesta importante e imponente, direi anche di nuove autorizzazioni, quindi un settore che chiede nuovi impianti a vigneto, c'è un aumento dell'export molto forte, ci sono delle sfide pinte, penso alla DOC Friuli che ormai si sta avviando a quasi 2000 ettari di certificazione a DOC Friuli al primo anno di possibilità, e ci sono ovviamente anche delle sfide ancora da vincere. E realtà come queste ci permettono di presentare i nostri prodotti, di fare un'analisi e un confronto su quello che sta avvenendo, ma ci permettono anche di raccontare le cose positive del nostro territorio, ovvero la capacità di raccontare la nostra storia, la nostra identità, ma anche le scelte delle nostre aziende vitivinicole e unirle, come è giusto che sia, al territorio, all'arte, alle nostre scuole. Quindi una festa che, vicino alla parte prettamente vitivinicola, agricola e di promozione, unisce anche l'orgoglio di promuovere e far conoscere un territorio. Sempre più i cittadini e soprattutto i turisti cercano questo nei luoghi in cui visitano, la capacità di assaggiare dei prodotti straordinari, ma anche qualcuno che glieli sappia raccontare.